Buon pomeriggio, ben trovati al nostro focus di oggi, tutto dedicato al decreto Salva Casa 2024. In soldoni, diciamo, la sanatoria per brevità e per comprensione generale. Istruzioni per l'uso, recita il titolo della nostra puntata di oggi, dunque cercheremo di fare chiarezza su questo decreto molto importante per le persone che ci stanno ascoltando, in particolare per quello che concerne la sua applicazione in Sicilia, e per questo ho chiamato un ospite sicuramente molto autorevole, l'ingegnere Biagio Bisignani, che è qui con noi, direttore dell'ufficio urbanistica del Comune di Catania. Buon pomeriggio, ingegnere. Buon pomeriggio a voi. Allora, bella o brutta gatta da pelare? Partiamo da lì. Ma chiaramente è un provvedimento che il governo ha voluto con grande forza e che in realtà non fa altro che modificare delle normative già esistenti, ma che permetterà di dare un impulso a quella che è l'attività edilizia, ma anche l'attività, chiamiamola tra virgolette, di sanatoria, no? Che sì, in parecchi aspettavano già da tempo. Allora, partiamo proprio da questo. La Sicilia è come dire, una regione che deve fare i conti con questo decreto in modo particolare, perché la Sicilia aveva già una regolamentazione nella legge regionale 4 del 2003, nell'articolo 20, che ovviamente dava la possibilità di poter realizzare delle opere senza permesso di costruire, diciamo così, in soldoni. Che cosa cambia rispetto a quella normativa? E lo facciamo subito dando una schermata al nostro pubblico per esemplificare un po' il concetto. Vediamo. Prima schermata. Sì, allora la questione è di questo tipo. In sostanza la norma non la tirano fuori come se fosse una norma di sanatoria, è chiaro, è una norma in realtà che mette ordine a quella che è l'edilizia libera e poi anche identifica che cosa è possibile recuperare con dei procedimenti, chiamiamoli così, di sanatoria, è possibile recuperare relativamente a quelli che sono stati i piccoli abusi che nell'arco degli anni, dei decenni, si sono stratificati all'interno delle unità immobiliari. La Regione Sicilia si trova in una condizione di grande diciamo contraddizione, perché in realtà già aveva legiferato con delle norme apposite e che probabilmente questa norma gli si sovrappone interagendo così in maniera anche, se vuole, di tipo novativo. Ora, qual è la questione? In sostanza che questa norma fa un focus principale soprattutto sulle VEPA, sulle vetrate panoramiche. Eccola qua. Vediamo un po' le vetrate panoramiche, perché le rende recepibili tout court e anche all'interno della regione siciliana, perché come voi avete sentito dal ministro Salvini, questa norma è trasversale su tutte le regioni, anche quelle a statuto speciale. È chiaro che questa cosa in realtà ancora oggi si sta ragionando all'interno della direzione generale dell'assessorato all'urbanistica, della direzione regionale, perché probabilmente si sta verificando con l'ufficio legale se è necessario fare dei recepimenti oppure no. Però per esempio le VEPA... Aspetti, la blocco solo un secondo, ingegnere. Dunque partiamo da un discorso. Lei ha parlato ovviamente ancora di tempi che comprendono anche il recepimento, no, di questa normativa dalla Regione, ma già dal 30 maggio noi possiamo fare le domande laddove è necessario la domanda. Sì, già da lunedì è possibile richiedere, fare le richieste autorizzative anche con il pagamento chiaramente delle oblazioni che sono previste per legge. Okay. Quindi comunque l'attività amministrativa già è posta in essere. È posta in essere. È chiaro che da qui a qualche settimana, se non al massimo un mese, si potrà avere anche l'idea più certa e concreta su che cosa in Regione Siciliana è possibile presentare o meno. Allora, ritorniamo alla nostra schermata. Cosa è possibile realizzare con attività di edilizia libera? Questi tre punti che vediamo: VEPA, opere, protezione dal sole e da agenti atmosferici, chiusura dei porticati, sono delle opere che si possono realizzare con attività edilizia libera in aggiunta a quanto già possibile nella Regione Sicilia? Certamente, queste vengono identificate come opere in edilizia libera, quindi senza alcuna autorizzazione, perché vengono identificate come delle installazioni. Possiamo specificare cosa sono le vetrate panoramiche? Beh, le vetrate panoramiche sono quelle
qualcuno le chiama verande, ma in realtà non sono delle verande, sono dei compartimenti, diciamo, verticali che permettono di avere una visuale, non coprono i prospetti delle abitazioni perché sono totalmente trasparenti, e quindi però permettono la protezione dagli agenti atmosferici delle superfici orizzontali, quindi dei balconi, delle terrazze, qualora fossero installate, e poi possono essere apribili o chiudibili al libro o con diversi meccanismi, ci sono delle tecniche diverse per l'installazione, in maniera tale da poterle avere o aperte o chiuse. La questione nuova, diciamo, che pone un po', che ha posto dei dubbi, è quella della chiusura dei porticati, dei portici, no? Sì. Perché nel momento in cui una volta si chiudeva un portico lo si intendeva cubatura reale, effettiva, e pertanto questa non veniva permessa così con una semplice comunicazione, ma addirittura doveva essere concessa perché poteva configurarsi in un ampliamento di cubatura e di superficie utile. Con questa attività, così per come predisposta ad oggi, non è possibile. Teniamo conto che questo decreto dovrà essere convertito in legge ancora. Certo, naturalmente. Quindi, cosa si intende però per chiusura dei porticati? Nel senso, noi come li possiamo chiudere questi porticati che sono, attenzione, immagino ci si riferisca ovviamente a delle parti che si trovano nelle civili abitazioni, sì, che siano delle ville ma che siano anche degli edifici condominiali, cioè ci sono, sì, delle possibilità. Come si possono chiudere? Con delle vetrate soltanto? Si possono chiudere con delle vetrate, chiaramente si possono chiudere anche con degli infissi, non è specificato all'interno della norma. La tecnica che viene identificata è come chiusura del porticato, che noi poi questa definizione in Sicilia è un po' ambigua, no? Certo. Identifichiamola come portici, ecco, che già diventa forse un po' immediata per chi ci segue. È chiaro che è possibile fare con dei sistemi verticali proprio per chiudere le superfici. Ma questi sistemi verticali nulla devono avere a che fare con opere di muratura, ovviamente? Ovviamente no, sono delle installazioni, ma anche, attenzione, ci sono anche dei vincoli da diciamo tutelare, se siamo in centro storico, se siamo in un monumento, se siamo in attività in cui c'è un vincolo preordinato che è necessario rispettare. È chiaro che questo non è possibile farlo così in maniera libera. È chiaro che lì il tecnico, qualora avesse una commessa da parte di un cliente, dovrà prima verificare lo stato dei luoghi, le condizioni al contorno, verificare anche gli eventuali vincoli preordinati o sovraordinati che ci stanno, per poter definirne la fattibilità o meno. Allora, c'è una voce che sicuramente interesserà tantissimi, soprattutto commercianti, che riguarda le deroghe dei DIOR e delle strutture amovibili oltre la scadenza che era stata data per l'emergenza Covid-19. Sì, questa è una condizione che il governo ha inserito all'interno della norma, cioè la proroga automatica di queste installazioni. È chiaro che devono essere comunque installazioni precedentemente legittime, cioè che erano state autorizzate legittimamente, se no la proroga non scatta in automatico. Certo, assolutamente. Però bisognerebbe anche verificare, perché una proroga temporale sulla necessità effettiva di questa installazione, cioè la legge è chiara, non dà i parametri tecnici, però chiaramente indica che queste attività devono essere strettamente necessarie, cioè questa installazione deve essere strettamente necessaria all'attività. In realtà la norma fa riferimento anche ad installazioni di tipo sanitario, no? Quelle che noi ricordiamo erano gli hub vaccinali, certo, dove erano le aree d'attesa, gli hub, certo, vaccinali, però così per come è stata scritta chiaramente si può anche estendere a quelle che sono anche le attività commerciali. Allora andiamo alla nostra grafica numero 2, che riguarda anche un altro capitolo, perché non ci si può voltare dall'altra parte. Di base esistono anche delle parziali difformità che non sono sanabili, ma di fronte alle quali non è possibile la demolizione. Che cosa accade e in quali casi ci sono delle differenze? Beh, in questo caso la nuova norma è estremamente semplice, sì, ma nella sua semplicità è diventata prorompente ed importante, perché è chiaro, quando vi è un abuso, diciamo un'attività edilizia non regolare,
che determina però l'eventuale sua demolizione, ne determina una instabilità dell'intero manufatto, è chiaro che lì diventa difficile andare a demolire l'abuso, perché inevitabilmente andrebbe ad intaccare le strutture, andrebbe ad intaccare le parti legittime. Ecco che a quel punto la norma prevede una sanzione. E la sanzione diventa estremamente importante, perché la sanzione per quanto riguarda il residenziale fa riferimento al valore di produzione, per quanto riguarda invece alle attività commerciali fa riferimento al valore venale messo sul commercio, che è pari al triplo. In sostanza aumenta quella che era la sanzione precedente, che era pari al doppio. Però veda, la cosa non curiosa, la cosa che bisognerà approfondire e studiare da questo punto di vista è come una occasione, un evento, no, particolare possa diventare con questa norma invece una sorta di, me lo lascia passare, deroga ordinaria, cioè come se fosse un'attività che è possibile chiederla in qualsiasi momento, in qualsiasi momento, anche diciamo attraverso una autocertificazione, attraverso anche un'autodichiarazione, ma anche un'autodenuncia. Ecco che questo creerà all'interno del sistema diciamo un po' di così un'abitudine diversa rispetto a quelle che erano i procedimenti amministrativi ordinari. Diciamo un po' la parola semplificazione può essere applicabile, no? Lo sforzo c'è stato, sì. Allora, siccome stanno arrivando tantissime domande al nostro 342 7455 005, come immaginavamo, ingegnere, io direi di procedere un po' più velocemente sulle altre schermate che rappresentano in linea di massima, no? Questo decreto anche molto complicato da spulciare, e poi andremo gli ultimi 10 minuti dedicandoli proprio ai nostri telespettatori, se lei è d'accordo. Allora, andiamo a quella che si dice tolleranza costruttiva. Nell'ambito di lavori che si possono eseguire, che si devono sanare, possono esserci delle, tra virgolette, difformità rispetto a quanto dichiarato magari, e ci sono anche delle tolleranze che sono relative, come si vede da questa schermata, ai metri quadri, no, degli appartamenti, dei luoghi dove eseguiamo questi lavori. Sì, la definizione di questo nuovo provvedimento, diciamo che è quello di andare a scaglionare le vecchie tolleranze sull'edilizia che erano state definite con i vecchi testi unici, poi in Sicilia recepiti, che sono praticamente il 2%, il 3%, il 4%, il 5%, facendo riferimento allo sviluppo in superficie utile dell'immobile. È chiaro che però, e qui la legge purtroppo non ci viene in aiuto, è chiaro che stiamo parlando di tutti quegli abusi che sono stati realizzati antecedente al 24 maggio del 2024. Ci arriviamo subito. Però non vi è una certezza e una chiarezza per quelli che sono i futuri cantieri, cioè non è che c'è scritto che è vietato che nei futuri cantieri questa tolleranza non possa essere utilizzata. Quindi è probabile anche che nel futuro, quando verranno chiesti dei permessi di costruire, queste tolleranze potrebbero essere anche applicate in situazioni ordinarie e correnti. Cosa sanare e come? Veniamo poi all'argomento clou probabilmente di questo nostro incontro. Lei ha fatto cenno a una data, la possibilità di sanare tutti i lavori difformi effettuati entro il 24 maggio del 2024. Cosa si intende per tutti i lavori difformi? Sì, tutti quei lavori che sono stati realizzati con titolo abilitativo regolare, quindi una SCIA o quantomeno un permesso di costruire, quando hanno avuto delle piccole difformità interne, esterne, di superficie, delle piccole difformità anche se vuole nei prospetti, in genere è possibile sanarle e dichiarate entro il 24 maggio del 2024 attraverso una dichiarazione del tecnico che predispone la documentazione, quindi il tecnico privato. Bisogna fare attenzione a queste certificazioni. La responsabilità sta nella dichiarazione del tecnico che dice questi lavori sono stati eseguiti entro
il 24 maggio e identifica anche le caratteristiche dei lavori. Possono essere richieste con una semplice, diciamo, prima si chiamava doppia conformità urbanistica, oggi si chiama con semplice conformità urbanistica, cioè i lavori devono essere oggi regolati e regolamentati all'interno della conformità del piano regolatore vigente. Certo che Catania in questo senso per la prima volta forse si trova agevolata perché ha un piano regolatore del 1969. Ho fatto una veranda sul balcone, sì. Prima l'ho fatta dicendo che era un luogo dove mettevo un ripostiglio, poi questo luogo si è trasformato in un servizio oppure in una cucina. Che cosa succede adesso? Da questo momento in poi, fatti salvi sempre regolamenti, le norme tecniche, fatti salve anche gli eventuali vincoli, è possibile sanarlo, ed è possibile sanarlo attraverso, perché viene identificato come piccolo abuso non rilevante e pertanto è possibile sanarlo con questa procedura. Attenzione, procedura che ancora in realtà che viene identificata come una procedura di segnalazione certificata di inizio attività che ha dei tempi ben precisi, in realtà nella quantificazione nei contenuti degli elaborati tecnici ancora non è perfettamente regolata. Attenzione, perizia giurata ci vuole, non ci vuole, rilievi come vengono fatti o come non vengono fatti, ma comunque diciamo che questo sarà man mano che andremo a regime, regolamenteremo anche questo tipo di attività. Quanto mi costa fare una cosa del genere? È quella che le ho citato poco fa, quindi la regolarizzazione di un luogo veranda che è diventato un servizio, che sia un servizio igienico o che sia una cucina. Ci sono delle tabelle già afferenti al territorio? Le tabelle che vengono proposte dal decreto 69 chiaramente sono delle tabelle che vanno a modificare la nostra legge 16/2016, l'ex articolo 14, per non parlare dell'articolo 36 della 380, e variano da 1.032 euro fino a 30.984 euro. Chiaramente è una proporzione che è resa in base al tipo di abuso che viene realizzato. E in realtà non ci sono dei vincoli che ci facciano capire come muoversi all'interno di questo range. Che è anche ampio, devo dire, questo range. Che è anche ampio, ma questo è una delle motivazioni, diciamo, che ci permetteranno. Voi sapete che l'Ordine degli Ingegneri, ma anche la consulta regionale degli ingegneri, ingegnere Corvo, l'ingegnere Scaccianoce, già sono attivissimi in questa attività per cercare di capire come eventualmente recepire in regione, mettendo anche delle regole ben precise. Quindi da qui a breve avremo anche idea precisa su come i tecnici devono comportarsi, anche sulla indicazione delle eventuali oblazioni. Sarò brevissimo, ma non a caso anche il sindaco di Catania, no? Enrico Trantino, subito la prima cosa che ha fatto, dice: un attimo, facciamo un tavolo tecnico, cerchiamo di coinvolgere, assieme all'assessore professore La Greca, cerchiamo di coinvolgere intanto le direzioni per cercare di capire anche quali saranno gli effetti economici e come poi dopo successivamente dovremo trattare questi effetti economici all'interno del territorio, perché sembrerebbe una norma così semplicistica, ma leggendola bene potrebbero esserci dei risvolti estremamente importanti. E tra l'altro da questa norma ci attendiamo la possibilità di emendamenti che facciano al caso dei singoli territori. So che lei è stato in qualche modo, anzi no, senza in qualche modo, ampiamente coinvolto anche dalla consulta degli ingegneri, e quindi certamente ci sarà da lavorare tanto per rendere quanto più utile alla gente, ma diciamo la verità anche alla città questo decreto. Allora, gli ordini professionali in questa prima fattispecie tende di dare una mano d'aiuto soprattutto ai tecnici, no? I tecnici che poi sono i consulenti dei privati. Certo. Loro sono il fronte, si trovano in trincea, saranno quelli che daranno le prime risposte ai loro clienti, e le risposte tanto più precise sono quanto più arrivano all'obiettivo. Ecco. Allora, ci fermiamo per una pausa. Promettiamo con l'ingegnere Bisignani di rispondere alle domande che sono arrivate, insomma, quantomeno il più possibile delle domande che sono arrivate alla nostra linea WhatsApp. Ci fermiamo per una pausa brevissima, torniamo tra poco a parlare appunto di questa sanatoria.
Il nostro focus di oggi dedicato al decreto Salva Casa 2024, nell'ultima parte della trasmissione alle vostre domande che sono giunte copiose al nostro 342 7455 005. Inforco gli occhialini, caro ingegnere, e si prepari, sarà un fuoco di fila. Allora, veranda di 3,5 metri, vetri scorrevoli, posta in una parte di balcone lungo 10 metri e ancorata tra pavimento e tetto, può essere sanabile? Grazie, Francesco. Beh, certamente sì, fermo restando che non stiamo parlando né di vincoli, non sappiamo qual è la zona territoriale omogenea, non sappiamo se ci sono dei vincoli monumentali o paesaggistici, ma da questo punto di vista, perché sennò propedeuticamente bisognerebbe anche avere dei pareri relativamente ai singoli vincoli, quindi così per come è scritta. Esattamente. Certamente. Allora, è possibile sanare la demolizione della parete della cucina per metterla in comunicazione con il ballatoio, già chiuso con struttura precaria in alluminio e vetro? E quanto costerebbe? E lì, insomma, mi sembra complesso. Grazie. Ma anche questo è possibile farlo, fermo restando sempre quello che abbiamo detto in precedenza. Il costo dipende dal tipo di sanzione che è possibile applicarla in proporzione a quelle che sono le superfici. Di solito noi tenevamo una proporzione relativa al margine di ampliamento rispetto alla superficie utile. È chiaro che se l'ampliamento rispetto a una superficie utile di un appartamento di 70 metri quadri sono 10, 12, 15 metri quadri, è chiaro che già incide in maniera notevole, sarà il 10, il 15, il 20%, e quindi all'interno di quel range bisognerebbe prendere anche l'aliquota del 10-15% da applicare come sanzione. Però queste sono attività che di volta in volta devono essere sviluppate. Chiaramente. Sono un cittadino di Mister Bianco, lo dico per i nostri telespettatori, siamo in provincia di Catania. Volevo sapere se è possibile sanare un tetto costruito nel 2006 e poi sequestrato nel 2011 a causa di una cubatura maggiore. Non so qua, ingegnere, come... Allora, questo bisognerà verificarlo puntualmente, bisogna capire perché il tetto è stato identificato come cubatura maggiore, perché se è un sottotetto e ha cambiato soltanto la copertura nella orditura non dovrebbero esserci problemi, anzi una volta che ha risolto anche il problema con i calcoli statici dovrebbe essere sanabile. Vabbè, questa domanda Quindi... ha già risposto forse nella discussione. Questo nuovo decreto può superare i vincoli della sovrintendenza? Assolutissimamente no, però dà dei tempi estremamente ristretti, cioè noi abbiamo l'obbligo, il comune ha l'obbligo di rispondere entro 180 giorni dalla richiesta con tutti i vincoli preposti, perché sennò si ridurrebbero a 45 giorni, e qualora la sovrintendenza non dovesse dare il proprio parere, il comune dovrà prendere necessariamente una decisione sulla ammissibilità o no. La nuova norma prevede di sanare anche il cambio di destinazione d'uso da C3 ad A3? Lo specifichiamo cosa sono C3 e A3? Allora, C3 A3 noi stiamo parlando chiaramente di categorie funzionali relative al catasto. Io dico sempre ai tecnici, agli utenti, che invece devono riferirsi alle categorie funzionali di piano regolatore di destinazione d'uso del piano, perché potrebbe esserci una abitazione, quindi una residenziale, che potrà avere anche dei C3 all'interno del residenziale, all'interno dell'involucro del residenziale. Allora io dico questo perché la domanda è specifica, ma dovremmo fare anche una visione un po' più allargata del contesto in cui viene richiesto. All'interno della norma c'è la cosiddetta variazione automatica sulle destinazioni funzionali, la variazione automatica di destinazione d'uso, ovvero è possibile cambiarli in automatico senza richiesta alcuna, se non facendo appena la dichiarazione al catasto, per esempio tra abitazioni ed uffici. Quindi tra abitazione ed ufficio è possibile sempre farlo. Ora, non è detto che non si possa fare in automatico, bisognerebbe capire il C3 all'interno di quale categoria funzionale sta sotto il profilo urbanistico. Allora, in un appartamento a Catania, erroneamente al catasto è stata inserita in una stanza un'apertura di una porta, mentre in realtà è rimasta una parete senza porta. Come fare per rettificare l'errore? Rientra in questa sanatoria, chiede Bruno?
Allora deve dire al signor Bruno che si va a cercare il tecnico precedente che gli aveva fatto questo accatastamento, perché è un errore squisitamente tecnico. Lui in realtà non ha bisogno nemmeno di fare una sanatoria per questa fattispecie. Questo è un errore materiale che deve essere verificato e quindi soltanto riportato al catasto attraverso una modifica delle planimetrie catastali, riportando che è stato un mero errore materiale. Buon pomeriggio. Capannone ricevuto in donazione, un capannone di 400 metri quadri, ma in effetti realizzato di 200 metri quadri. Si può sanare? Quello bisognerebbe capire la motivazione per la quale è stato edificato in meno, no? Perché in questo caso stiamo parlando che era un capannone molto più grande e ne è stato fatto la metà per quanto ne possa, insomma, per quello che ha detto l'utente. Ma è possibile sanarlo perché sarà stato realizzato con un titolo abilitativo idoneo, però è stato realizzato in difformità al titolo abilitativo e quindi pertanto è possibile richiedere istanza di sanatoria. Allora io chiedo alle persone, siamo veramente alla fine, strappiamo 1 o 2 minuti al massimo, di non mandare messaggi vocali perché non li possiamo sentire, solo testo. Come può essere legittimo sanare una cantina all'interno del condominio trasformata in abitazione da C2 senza passare dall'autorizzazione dei condomini per facciata, scarichi fognari e millesimi? Questo è un po' un problema, perché essendo una parte comune, no? I condomini devono sempre, infatti ribadiamo, la sanatoria è possibile richiederla fermo restando i vincoli che ci sono in sovrapposizione. La volontà del condominio è uno di questi vincoli, pertanto non può essere sanata se non c'è la volontà del condominio affinché questo si possa fare. Poi fermo restando che ci sono poi tutta una serie di valutazioni da fare rispetto alle prescrizioni, eccetera, eccetera. Dunque, desidero sapere se un vano tecnico che è stato modificato diventando una stanza e un bagno può essere sanato. Sì, cioè il vano tecnico diventa in residenziale. Probabilmente questo vano tecnico è legato a quella concezione di vani che avevano tra l'altro un'altezza forse minima, non so. Ma anche inferiore. Bisogna verificare i parametri, diciamo così, delle leggi sanitarie, ma in linea di massima è possibile farlo perché non è nient'altro che una cubatura già esistente, viene variata una destinazione d'uso però all'interno della categoria funzionale che è sempre residenziale, cioè è un vano tecnico di una residenza che improvvisamente diventa superficie utile. Su questo non ritengo che ci siano dei vincoli ostativi, ma soltanto una verifica dei parametri oggettivi, se quello può essere un ambiente diciamo salubre o no. L'ultima, non faccio in tempo a leggerle. Allora, è possibile sanare l'apertura di una finestra su una parete cieca condominiale che si affaccia sul cortile? Certamente sì, a meno che non ci sia una prescrizione particolare o una volontà del condominio a non modificare il prospetto, ma sotto il profilo urbanistico nulla osta. Chiaramente lì rientrano dei diritti, questo quello che volevo dire anche all'inizio è questa norma è una norma trasversale, non va ad intaccare soltanto la norma urbanistica o la norma edilizia, ma va ad intaccare anche la norma amministrativa, i diritti civili, quindi la norma del codice civile, perché diventa, diciamo, trasversale su tutta una serie di attività che vengono svolte. Purtroppo, ahimè, il tecnico deve essere bravo a valutare bene queste sovrapposizioni di norme. Le auguro tanto buon lavoro, perché Io ho la anche sensazione che insomma negli uffici ce ne sarà tanto di lavoro. Grazie a voi. E sicuramente, no, dicevamo, saranno, ovviamente le oblazioni vanno al comune, quindi questo sarà una nuova linfa anche nelle casse comunali, ma certamente anche una maggiore serenità per i cittadini di avere nelle case una situazione regolare. Una cosa che ho proprio detto al sindaco che mi dispiaceva di questo decreto è che non ha definito una quota parte, un'aliquota parte di questo decreto per un finanziamento, diciamo così, eccezionale, per eventi eccezionali, per nuove forze lavoro. Questo avrà necessariamente una forza lavoro in più, cosa che noi non abbiamo all'interno della direzione perché siamo rimasti veramente pochi, però forse era necessario dedicare un'aliquota, una percentuale per nuovi dipendenti del comune. Allora, vista la mole di messaggi, sarà necessario dedicare un'altra puntata a questo argomento, anche
anche fra un po', quando magari saranno definite anche altri dettagli, la disturberò ancora, si prepari. Grazie all'ingegnere Biagio Bisignani, grazie a tutti voi per averci seguito, il nostro Focus torna domani. Grazie ancora.